Lo scorso 23 marzo in via dei Faggi un trio di ladri aveva seminato il terrore nell'abitazione di Massimo Azzalin. Venne minacciato con un coltello e rapinato. Ai piani superiori c'erano i suoi 5 figli e la moglie. Si è trattata di una rapina che aveva creato parecchio allarme sociale, anche perché vi era il serio pericolo che la rapina potesse degenerare, e solo, diciamo, la calma anche della famiglia ha evitato che ci fossero dei danni ulteriori. Le indagini iniziarono subito e venerdì scorso gli uomini della squadra mobile di Venezia hanno fermato 3 rumeni, 2 di 30 anni e 1 di 20, già noti alle forze dell'ordine. Siamo arrivati a questo gruppo criminale attraverso delle attività sia tradizionali sia delle attività tecniche, e in tutte le fasi delle investigazioni siamo stati coordinati dalla Procura della Repubblica di Venezia. Voglio precisare che un provvedimento di fermo è stato adottato anche a Piacenza, dove attualmente si trovava uno dei responsabili di questa rapina, che subito dopo i fatti si era allontanato dal capoluogo veneziano. Nel corso della rapina furono rubati 3 computer portatili, 2 cellulari, un tablet e alcuni giacconi. Gli investigatori sono alla ricerca di un quarto uomo.